Siamo nella strada che porta al Teatro Antico di Taormina. Stiamo scendendo verso la piazza di Palazzo Corvaia. Qui siamo di fronte all'ingresso laterale del Palazzo dei Congressi di Taormina. Di fronte a noi il palazzo che ha ospitato nel 1400 il Parlamento siciliano. Il Palazzo Corvaia stasera ha dei riflessi variopinti. Un palazzo che è sempre stato aperto al pubblico e soprattutto il salone principale del Parlamento è quello proprio dietro quelle finestre bifore che si vedono nel prospetto principale, con i merli ghibellini che lo sovrastano. Stasera il Palazzo del Parlamento riflette di luci multicolori. Questa piazza ormai è diventata il luogo più conosciuto della Sicilia perché questo è il primo sito archeologico della Sicilia. Il Teatro Antico di Taormina è quello più visitato fra tutti i siti archeologici della Sicilia, quindi da questa strada passano milioni di persone. Oltre agli spettacoli che si fanno qui a Taormina nel cartellone degli spettacoli estivi. Ecco come le finestre del palazzo si illuminano di colori e di riflessi. Questo è l'ingresso laterale del Palazzo Congressi, dove si tengono gli spettacoli estivi anche invernali. Di fronte a noi il Palazzo del Parlamento, Palazzo Corvaia. Sopra il Palazzo dei Congressi è stato collocato un mega schermo a cristalli che permette la visione cinematografica degli spot pubblicitari. E sono proprio questi riflessi che si catapultano sul Palazzo del Parlamento. I know. Yeah, we did. Down there. Down here, maybe. Let's see what's down here. Taormina si trasforma dai vicoli antichissimi agli spot pubblicitari su mega schermo. Forse non è la migliore immagine di Taormina.